Il presidente ucraino Zelensky è tornato sul dramma del suo paese con un videomessaggio mandato in onda a Las Vegas durante la notte dei Grammy, gli Oscar della musica. Lisa Marzoli. Is the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Riempite il silenzio della guerra con la vostra musica, che è il suo opposto. Aiutateci in ogni modo, ma non con il silenzio, e verrà la pace. Zelensky commuove intervenendo ai Grammy Awards di Las Vegas. Si rivolge direttamente agli artisti, ricordando i colleghi ucraini che in questo momento cantano per i feriti negli ospedali e per i civili, come qui ad Odessa. Dopo il messaggio del presidente sul palco John Legend, accompagnato da due artiste ucraine, la poetessa Lyuba Yakimchuk, vestite con i colori della bandiera del loro paese. And the Grammy goes to Silk Sonic. Grammy 2022 ricchi di colpi di scena, miglior canzone Leave the Door, Open dei Silk Sonic, mentre Joe Battista conquista 5 premi, compreso l'album dell'anno We Are. Per la categoria Rock Grammy ai Foo Fighters il ricordo del loro leggendario batterista venuto a mancare pochi giorni fa. Miglior nuova artista e miglior performance pop solista Olivia Rodrigo, la 19enne pop star, famosa anche come attrice di Disney Channel, vince con l'album Soul. Ed è tutto, prossimo TG2 alle 18:15, linea ora alle nostre rubriche. Grazie di averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.